La diapositiva proposta richiama l'attenzione sul concetto che i luoghi si possono modificare e valorizzare, ma sempre in armonia con le persone che ci vivono da residenti o turisti. Un tema ricorrente in nuovi edifici o nella ristrutturazione di volumi edilizi esistenti è l'analisi dell'impatto ambientale. Sono diffuse le tecniche di simulazione grafica tridimensionale, con le quali, attraverso le nuove tecnologie, si può intuire l'impatto visivo che un nuovo oggetto architettonico indurrà in un determinato paesaggio. Consiglio, nell'ambito di tale metodo, la consultazione anche di artisti e pittori che possano, con la loro sensibilità, simulare e valutare le percezioni delle architetture nel paesaggio. La verifica artistica è un ritorno all'antico, ma attuale modo di integrare le valutazioni solo tecniche e tridimensionali a quelle più culturali e direi umanistiche. Vorrei ricordarvi, come citato nella parte destra della diapositiva, che molti edifici agricoli, considerati oggi quasi opere d'arte, nascevano da un nucleo centrale, generalmente un parallelepipedo, a cui venivano aggiunti i volumi esterni in relazione alle necessità agricole o legate alla vita quotidiana. In questi antichi processi urbanistici non c'erano sprechi, né di volumi né di paesaggio, ma si realizzavano le strutture edilizie solo effettivamente necessarie per le diverse attività, integrandole con un progetto delle zone verdi e cercando di tutelare l'identità dei luoghi, l'atmosfera autentica e l'anima del paesaggio. Ho già accennato a quanto sia importante la cura del verde e ricordo ancora una volta che la progettazione delle zone verdi incide non solo sul risultato ambientale, estetico e sull'atmosfera immateriale dei luoghi, ma è anche determinante per la manutenzione e stabilità geotecnica dei terreni quando sono interessati da eventi meteorologici. Ribadiamo che mentre con il trascorrere del tempo le architetture si invecchiano, piante e zone verdi crescono, migliorando e compensando l'usuale decadenza edilizia. Nella diapositiva a destra riportiamo solo come esempio un'opera legata al restauro di archeologie ex industriali destinate ad attività culturali, museali, congressuali, teatrali, eventi e servizi. Tali interventi sono importanti non solo per l'opera di riqualificazione urbana, ma per la possibilità di creare poli attrattivi di turismo anche utili nei momenti dell'anno dove il flusso degli ospiti diminuisce. Il tema della riqualificazione urbana ha determinato in Italia, negli ultimi 20 anni, un'attenzione sempre più ampia e a livello internazionale crescente è stato l'utilizzo delle parole rammendo del terzo luogo, intendendo con tale dizione la riqualificazione di quelle zone quasi dimenticate e non pianificate. Tali opere sono definite per i contenuti urbanistici e le loro destinazioni d'uso nella parte operativa dei piani regolatori comunali e incidono anche sulle strategie turistiche di un luogo, confermando ancora una volta l'importanza di definire congiuntamente le scelte per i residenti in assonanza con le priorità legate al turismo.
In linea con le mie esperienze, ricordo l'importanza delle linee guide per l'arredo urbano nei territori turistici, perché la qualità di ogni dettaglio dello spazio urbano, sottolineo, la qualità di ogni dettaglio dello spazio urbano, sia pubblico che privato, finanche colori e profumi di piante e fiori, è essenziale per l'immagine e l'impatto emozionale. Un ultimo rilievo è legato al concetto di urbanistica del fra. Con tale espressione, che ho coniato qualche anno fa, si intende la cura che dobbiamo avere nel pianificare gli spazi quali una piazza o i luoghi per attività socioculturali e creative che si trovano fra edifici esistenti o da pianificare. Queste zone urbane, fra edifici che si fronteggiano, non devono essere spazi incompiuti, ma aree essenziali per la qualità della vita dei residenti e la qualità dell'ospitalità per gli ospiti turisti. Anche i luoghi, come le persone, devono avere ampia consapevolezza che esistono limiti da non superare. Valutare i propri limiti è determinante perché ci consente di capire se ancora abbiamo delle potenzialità inespresse, qualora fossimo sotto il livello, come indicato nella freccia verde nella diapositiva, cercando però di non superare la soglia sopra cui, freccia rossa, i servizi non saranno sufficienti e si modifica l'atmosfera di un luogo. Nella pianificazione del territorio tale limite da non superare viene chiamato capacità di carico. Questa misura, in modo quantitativo, il numero massimo di turisti che in un certo tempo e con determinate infrastrutture e servizi si possono ben gestire in un territorio. Non bisogna solo pensare a più infrastrutture e servizi per avere sempre più turisti, ma valutare se esiste un limite per non snaturare l'atmosfera. Citiamo quale esempio il valore di tutelare il silenzio in determinati luoghi o paesaggi delicati. Nella diapositiva, in basso a destra, sono indicati alcuni strumenti per un'adeguata armonia fra ambiente e turismo. Voglio ricordare il valore dei piani paesaggistici regionali come elementi di tutela della pianificazione urbanistica, la necessità, in ogni luogo, della progettazione del verde compensativo, con il quale si armonizzano gli impatti delle strutture edilizie esistenti e anche quelli delle nuove architetture. Vorrei qui ricordare l'importanza dei finanziamenti strutturali dell'Unione Europea nel prossimo periodo 2021-2027 e peraltro saranno correlati ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite verso il 2030 e che sollecitano anche la valorizzazione del piccolo inteso come luogo, attività tradizionale, innovativa o le produzioni tipiche, ma anche con la capacità di commercializzare il piccolo a livello internazionale, con lo sviluppo via internet del mercato unico digitale europeo. A mio avviso, saranno anche fondamentali i piani di offerta formativa, in particolare nelle scuole primarie e per le età giovanili, al fine di implementare la sensibilità ai valori del bene e del bello. Un'ultima citazione sulla capacità degli edifici di essere autonomi sul piano energetico, captando le energie rinnovabili necessarie e diventando veri edifici passivi,
che diminuiscono le loro necessità energetiche sino a 120 kWh al metro quadrato all'anno, una quantità questa molto minore di quelle oggi usuali.